Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello spettacolo mercato Batman napoletano. E oggi, che parliamo oggi? Tra l'altro stiamo col mese influenza che mi sono preso sta chibirina sotto chibirina, cioè mi sto curando ogni secondo ormai. Però vabbè, oggi una notizia di qualche minuto fa, dove la Gazzetta dello Sport dice Neymar Napoli. Che cosa vuol dire questo Neymar Napoli? Che vuol dire, c'è la notizia principale della Gazzetta dello Sport, il giornale di oggi, il giornale che parla dello sport come dice il titolo, dice l'anno scorso, quando Neymar ha rescisso il contratto con l'Al Hilal, club dell'Arabia Saudita, eh, dice il Napoli, con la dirigenza napoletana, fatta da Antonio Conte, Manna e De Laurentiis, parlano di un possibile acquisto di Neymar a parametro zero, essendo che in quel periodo, che era più o meno novembre, fine 2024, fine 2024, i dirigenti del Napoli si riuniscono in segreto dicendo di non far mai uscire questa notizia, ehm, cioè hanno parlato di Neymar che circolava in quel periodo il Santos, qualche club europeo tra cui Braga e roba varia che lo potevano prendere. Poi vabbè, lo sappiamo tutti, è stato preso dal Santos e poi l'ha rinnovato per questa stagione nel 25-26. Però vabbè, c'era, diciamo, hanno parlato gente del Napoli se poteva essere acquistato e anche vari esperti del calciomercato tra cui Alfredo Pedulla e altri hanno, come Niccolò Scira anche, hanno detto sì è vero, i dirigenti del Napoli hanno pensato che Neymar potesse venire a Napoli, però poi questa notizia, cioè questa voce, cioè questa cosa non se n'è più riproposta perché hanno detto che magari Neymar, visto che non ha un buon fisico, cioè non regge tanto gli infortuni, e molto spesso capita che ehm, si infortuna per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, a volte anche per 2 anni. Può essere, no, anzi, no, 2 anni, non esageriamo, un anno e qualche mese, come abbiamo visto durante la parentesi all'Ilal, che si infortunasse e magari sta sotto, diciamo, magari sta infortunato per più tempo, magari tanto tempo. E quindi Antonio Conte ha detto è meglio che non lo prendiamo perché, tra virgolette, fisicamente è debole, però nonostante la sua bravura, però poi non se ne è fatto più niente. Però dopo questa notizia ovviamente si sono andati a prendere, abbiamo preso altri giocatori e roba varia. Bene ragazzi, vi saluto dal primo video di giornata da Spezia Calcio Mercato Batman Napoletano e vi lascio tutti i miei social in descrizione nel primo commento. Ciao!